Sentite, sentite, sentite. Compari e comare, oggi in Sicilia si mangiano verdure grigliate. Vinni la primavera e i miennole son giorni. Buongiorno, sono Lutri, il titolare dell'agriturismo qui presente nelle baronie. Vi invito ad assaggiare la mia cucina. Facendo scorsedde a quanto cose belle che mi fanno sonnare. Se marita o rosa sarebbe pippinetta e io che sogno bella mi voglio marita. Si da notturna portano dallo quartiere mio, mi cresce l'oresio, non mi faccio dormire. Allieggio rapo, la porta vani dozza, viro che son de tozza e resto a lacrima. Se marita o rosa sarebbe pippinetta e io che sogno bella mi voglio marita. Eri quanto belle giovane che passano resta strada, n'odore nataliata, digna la casa mia. E io fra peni e lacrime distruggo la mia vita, mi voglio fare zeta, mi voglio marita. Allora, oggi mangiamo un piatto di verdure grigliate. Gli ingredienti sono zucchine, melanzane, peperoni, dei funghi che ora completeremo nella preparazione, del capuliato, del formaggio e del pane che andrà cunzato in una maniera. Se avessi un labiso di marca favera, vorrei dipingere lo tuo bel viso. E non mi rire l'ario, e non mi rire brutto, se non mi pinno tutto, tutto mi pinnerò. Facce di peruquotto, repo maroro sfatto. Passiamo alla preparazione. Andrea vi spiegherà come ha preparato questi ingredienti. Buongiorno, ho preparato delle melanzane, delle zucchine e dei peperoni, le abbiamo tagliate a fette e le abbiamo grigliate. Abbiamo preso dei champignon e li andremo a riempire con questo preparato di funghi, pancetta, prezzemolo, aglio e olio. Poi abbiamo questo pane e lo andremo a condire con pomodori essiccati, formaggio e olio. Passiamo alla fase della preparazione dei funghi. Questo composto che già, come ha detto Andrea, ottenuto dall'impasto, una piccola cottura già abbiamo fatto precedentemente in padella con i vari ingredienti, li mettiamo all'interno dei funghi, li poniamo in teglia già precedentemente oleata e poi le inforneremo a un 140 gradi per all'incirca un 15 minuti. Oltre al composto utilizziamo gratinare leggermente il E figlia perché non balli e mamma non posso ballare che mi manca. Queste qua ora Andrea le metterà in forno per completare la parte.
a camicetta c'arugno io e la mamma tutta briata che aveva la figlia camisata, camicettata, contentata la figlia mia. Il tempo di cottura è di 14 minuti con la temperatura a 140 gradi, col forno già caldo. Allora, completiamo questo piatto con il pane cunzato. Questo è un pane ottenuto con l'impasto vecchia maniera, lo tagliamo e lo condiamo con uno con dei pomodorini salati conditi con della mentuccia e dell'olio d'oliva, che è determinante in queste cose, molto. Mentre un altro ci mettiamo del formaggio, lo condiamo prima sempre con un po' d'olio d'oliva, del formaggio, che è un formaggio tipico qua ragusano, e poi vanno infornati per servirli caldi assieme alla portata. Sulle verdure passiamo una strisciolina d'olio che già Andrea mi aveva preparato per insaporirle. Il tempo della cottura dei funghi e il piatto è pronto per essere servito. Ecco, adesso completiamo il piatto. Ecco, sponiamo un paio di funghetti sul piatto. La scarpina per poter comparire, Pozzone colla ci rispondio, a scarpina ci arogno io, e la mamma tutta briata che aveva la figlia stenata, camicettata. Andiamo a completare il piatto. Andiamo delle melanzane. E figlia perché non balle, mamma non posso ballare, che me manca. Vabbè, zucchinetta. Che me manca un reggipetto per poter comparire, Pozzone colla ci rispondio, un reggipetto ci arogno io, e la mamma tutta briata che aveva la figlia vistenata, camicettata, minigonnata, calzettata, scarpenata, reggipettata, contentata la figlia mia. E figlia perché non balle, mamma non posso ballare, che me manca. Ho messo della melanzana, un po' di zucchinette, 2 funghetti e un po' di peperoni arrosto, rossi e gialli, che hanno un gusto diverso, appunto, per favorire. Il piatto viene servito così, una fogliolina di menta, diamo un po' di odori e colori. Questo è il piatto finale. Il piatto è pronto, buon appetito. Compare e commare, ora che abbiamo mangiato e abbiamo bevuto, prima di rivinne, ricordatevi il proverbio antico. Ogni ligno fa uso fumo.